Riconferma il centrodestra nei comuni la marca al voto e lo fa in maniera chiara con quei sindaci rivotati già al primo turno, ma anche con i nuovi primi cittadini eletti sulla scia dei precedenti, soprattutto della Lega. Su 7 comuni alle urne nemmeno uno va alla sinistra e nell'unico al ballottaggio la candidata del Carroccio è a 20 punti avanti rispetto alla diretta concorrente di centrosinistra. E poco importa che ci sia mediamente un calo dell'affluenza alle urne. Per la marca 57% al di sotto della media nazionale del 61,93%, con il Veneto però al di sopra con il 64,90%. A Montebelluna forse il risultato più importante per la Lega, con Marzio Favaro, sindaco uscente e riconfermato con il 52% delle preferenze, contro il 18,1% di Davide Quaggiotto, candidato del PD. E riconferma per un altro sindaco leghista. Marco Serena Villorba ottiene il consenso di quasi il 53% dei votanti, staccando di netto gli altri candidati, a partire dal Movimento 5 Stelle, con Raffaella Andreola, preferita dal 18% dei votanti. Tra i comuni a turno unico a Cordignano il nuovo sindaco è nella continuità del precedente, Alessandro Biz, sostenuto dalla Lega e Forza Italia, con il 64% dei voti. Biz si è imposto sulla candidata dei 5 Stelle, Claudia Perin, che ha ottenuto oltre il 35% dei consensi. A Monfumo il sindaco è Luciano Ferrari, di una civica che fa riferimento a Carroccio, così come Paolo Guizzo, primo cittadino di Volpago, candidato dal centrodestra unito. A Porto Buffolè, dove è stato riconfermato il sindaco leghista Andrea Susanna, con oltre l'80% dei consensi, la novità è l'entrata di Forza Nuova in consiglio comunale, con lo sfidante Giorgio Peccarisi e altri 2 consiglieri. Oderzo invece si conferma unica sia per turno che rappresentanza. Lungo il Monticano si tornerà a votare il 19 giugno, scegliendo il primo sindaco donna della storia pitergina, tra le 2 candidate che hanno ottenuto i maggiori consensi. La leghista Maria Scardellato con il 42% di preferenze e Laura Adamo di 2 civiche di centrosinistra, in linea con il sindaco uscente Pietro Dalla Libra, che ha ottenuto il 22% dei voti.